ti chiedo, l'obiettivo da capitano, l'obiettivo reale del campionato che inizia a Ferragosto qual è? L'obiettivo è migliorare sempre, migliorare il posizionamento della passata L'anno stagione. scorso siete arrivati terzi, migliorare il terzo posto o il secondo e il primo, non si sbaglia, io non sono... Uno parte sempre per cercare di fare meglio dell'anno passato, poi sicuramente sappiamo che ci sono tante squadre forti e che non sarà facile, ma noi siamo tra quelle che si possono giocare qualcosa di importante sicuramente. Ecco, tu dici noi siamo tra quelle, però a sentire e a leggere le famose griglie che per quanto mi riguarda servono per una buona brace, visto che Ferragosto si avvicina, perché poi in queste griglie precampionato il Napoli viene sempre messo fuori dalla griglia e puntualmente il campo dice altro, vi dà un po' fastidio, cioè qual è la considerazione di chi oggi non vede il Napoli nell'otto almeno delle 4 che lottano per un piazzamento Champions? È una cosa che vi dà fastidio, ci passate sopra? Ma questa cosa ci deve motivare ancora di più, poi dobbiamo lasciare stare un po', diciamo, l'esterno, non leggere troppo quello che dicono. Secondo me siamo una squadra forte e secondo me possiamo divertirci quest'anno. Quindi vi motiva il fatto, applauso, Sì, sicuramente. vi motiva. Senti, Per smentire quello queste che- previsioni